ricominciano ad arrivare in Sardegna maioliche decorate di provenienza italiana, fenomeno che si era arrestato per tutto il corso del 1300 e del 1400, perché gli spagnoli avevano chiuso in una morsa la nostra isola e avevano impedito che dai porti italiani arrivassero merci. Nel 1500 invece ricominciano ad arrivare le merci. Ecco che cosa arriva? Arrivano essenzialmente le maioliche liguri e le maioliche toscane, che anche queste venivano commercializzate dai genovesi. Le tipologie di maiolica ligure sono essenzialmente due. C'è una maiolica completamente a sfondo bianco e un'altra maiolica invece a sfondo turchino. Le decorazioni sono in generale floreali stilizzate e hanno un loro perché. In questo periodo, siamo nel 1500, cominciano i rapporti commerciali diretti tra l'Italia e l'estremo oriente, addirittura con la Cina. Dalla Cina cominciarono ad arrivare in quel periodo in Europa le prime porcellane. Voi sapete che le porcellane, dal punto di vista tecnico, sono diversissime dalle semplici ceramiche. Le porcellane sono quasi dei vasi, potremmo quasi chiamarli di terracotta vetrificata, quasi la porcellana è addirittura in un certo senso trasparente. E queste porcellane cinesi della dinastia Ming, decorate con una raffinatezza straordinaria, finissime, traslucide, avevano talmente entusiasmato i consumatori italiani che queste porcellane, pensate, venivano acquistate a peso d'oro. Cioè le porcellane cinesi nel 1500 venivano commercializzate in Europa e venivano pagate a peso d'oro. Su un piatto della bilancia la porcellana, sull'altro tante monete d'oro quanto il peso di quella porcellana. Ciò ha spinto i vasai locali al tentativo di emulazione, quindi di imitazione di questo vasellame preziosissimo. Nascono così queste maioliche che volevano proprio imitare in qualche maniera le porcellane cinesi Ming, che a quel periodo era il desiderio assoluto di tutti gli elegantoni italiani. Ricchissime e decoratissime sono anche le maioliche che provenivano da un altro centro importantissimo di produzione, che era Montelupo Fiorentino. Qui si era sviluppata già dal 400 una fiorentissima industria di ceramiche decorate, e da Montelupo Fiorentino venivano prodotti dai piatti, diciamo così, di uso comune più corrente a questi esemplari, quindi con decorazioni cosiddette italo-moresche o con decorazioni figurate, che erano quelli, diciamo, il vasellame più costoso che all'epoca si poteva incontrare, che si poteva acquistare. Guardate la raffinatezza ad esempio di questa decorazione italo-moresca, o anche di questo grande piatto da portata con la decorazione figurata. Qui ci sono ore e ore di artigiani altamente specializzati, potremmo anche chiamarli quasi veri e propri artisti, che creavano queste maioliche che chiaramente potevano essere vendute soltanto a un prezzo piuttosto alto. Quindi la loro presenza a Serzera ci dice che la comunità in questo periodo era una comunità ricca, che poteva investire anche in beni di lusso. Contemporaneamente ci sono poi i vasai sardi. I vasai sardi che cercavano un pochino di stare al passo di questa concorrenza che veniva dalla Liguria e dalla Toscana. I vasai sardi però purtroppo, per tanti motivi, non seppero mai realizzare dei prodotti di particolare finezza, quindi le loro ceramiche sono sempre rimaste a livello più basso, a livello quasi delle ceramiche d'uso, che avevano il costo più basso. Comunque a Serzera se ne trovano di tantissime tipologie. Essenzialmente queste tipologie sono tre di ceramiche decorate. Quindi abbiamo la ceramica con la decorazione impressa a pettine, cioè quella tecnica di cui vi parlavo prima, quando il vaso è ancora fresco, con un oggetto dentellato si fanno delle decorazioni strisciate, si imprimono delle decorazioni strisciate. Poi c'è la decorazione cosiddetta dipinta a ingobbio, che è questa, detta in inglese slipware,
praticamente sul vaso di argilla rossa con un pennello veniva dipinto una decorazione con l'argilla bianca e poi il tutto rivestito con la vetrina trasparente, e poi invece c'era anche la decorazione cosiddetta grafita sotto vetrina. Quindi sul vaso di argilla rossa si metteva una patina di argilla bianca che una volta essiccata si prestava con un chiodo alla realizzazione di queste decorazioni proprio graffiate. Il tutto poi veniva ricoperto dalla vetrina trasparente e questo era il risultato finale. Ligure e Toscana anche su questo campo delle ceramiche di uso più comune. Infatti vediamo in questi due vasi proprio la dimostrazione di questo fenomeno. Per quanto riguarda le ceramiche ricoperte da ingobbio, vedete che dalla Toscana, praticamente in modo particolare da Pisa, cominciano ad arrivare questi vasi che sono rivestiti di un ingobbio di due colori, rosso e bianco, che dava quasi l'impressione di un vaso di pietra preziosa, un vaso tornito nel marmo. Qui invece abbiamo le cosiddette grafite tarde che venivano prodotte dall'Isola Marina e anche a Pisa, che vedete la stessa tecnica delle grafite sarde, un rivestimento omogeneo di ingobbio bianco, poi graffiato e addirittura ritoccato con questi colori verde e giallo ad ottenere un prodotto finito molto più raffinato rispetto a quello dei ceramisti sardi, che infatti proprio alla fine del 500 rinunciano anche a produrre queste ceramiche decorate e si riducono a produrre soltanto ceramiche invetriate di uso comune secondo tipologie che poi rimarranno invariate dal 1600 nel corso del 1700-1800 fino agli anni 50 del 1900, perché questi prodotti di questi ceramisti sardi rimangono praticamente invariati, infatti sono sostanzialmente indatabili perché le forme e anche il tipo delle decorazioni elementari di cui venivano arricchiti sono praticamente identici dal 1600 fino a oggi. Nel 1600, sempre nel corso del 1600, a Serzera arriva anche un particolare tipo di maiolica di provenienza spagnola, e precisamente barcellonese, che è questa, la cosiddetta maiolica della corbata, cosiddetta, oppure maiolica della dittata. La chiamano in due modi gli spagnoli e dipende dal tipo di decorazione che prevale sull'orlo di questi piatti. La corbata in spagnolo è la cravatta, e infatti voi vedrete che molti di questi piatti dipinti in blu su bianco sull'orlo hanno una specie di fiocco che ricorda proprio la cravatta che usavano gli uomini nel corso del 1600. Oppure troviamo questo elemento un po' più elementare, la dittata cosiddetta, perché queste svirgolate con un grosso pennello ricordano in qualche maniera come se il ceramista avesse intinto nel blu il suo pollice e poi di taglio lo avesse impresso tante volte sull'orlo del vaso. È un prodotto tipico, vi ripeto, delle botteghe barcellonesi del 1600 e ci conferma questo grande fervore di commerci che esisteva tra Serzera e poi tutto il resto del Mediterraneo. Arriviamo quindi agli anni finali del nostro villaggio, che sono gli anni della metà del 1700. Sono ben rappresentati da quelli che gli archeologi considerano i fossili guida per quanto riguarda le stratigrafie del XVIII secolo in Italia. E sono due tipologie ceramiche, una proveniente dalla Liguria e una ancora una volta dalla Toscana. Dalla Liguria proviene questo tipo di ceramica che si chiama tache noire. La tache noire sarebbero questi guazzi in nero. È un prodotto estremamente semplice. Pensate che la documentazione d'archivio attesta che di questo tipo di vasellame in semplice ceramica, che veniva così arricchito di questo minimo di decorazione con pochi tratti dati molto velocemente con un pennello intinto nel bruno di manganese e poi invetriato, venivano prodotti fino a 20 milioni di pezzi all'anno. 20 milioni di pezzi all'anno nelle sole botteghe di Albisola Marina, e infatti questo tipo di ceramica si trova disseminato dappertutto, fino nelle Americhe, addirittura nel Canada, addirittura questa l'hanno trovata a Los Angeles, questo tipo di ceramiche. Era talmente tanta la produzione e talmente basso il costo
che veramente ha avuto una diffusione immensa anche grazie al fatto che questo era diventato anche il vasellame d'uso sui vascelli genovesi che solcavano le rotte commerciali di tutto il mondo. Un po' più raro e comunque prezioso è invece l'esito della grande tradizione maiolicara del lupo fiorentino, che è dato da queste ceramiche che si chiamano a spirali verdi. Vedete che il nome facilmente si capisce immediatamente da che cosa deriva. Vedete che i piatti attorno a un elemento centrale che poteva essere di varia tipologia, in questo caso abbiamo un'invocazione alla Madonna. Vedete, attorno a questo elemento centrale si disponevano questi motivi quasi aggirandolo a spirale, dipinti in giallo e in verde, da cui il nome. Questa tipologia ceramica è molto conosciuta e appunto viene chiamata tecnicamente spirali verdi, e la sua produzione si colloca proprio attorno alla metà del 1700, che sono gli anni in cui i documenti ci dicono che le ultime famiglie di Serzela abbandonarono le loro case per venirsi a stabilire a Gonostrammazza, quindi destinando definitivamente questo antico villaggio così ricco di storia alla totale scomparsa. Infatti oggi ciò che ne rimane è soltanto l'edificio principale, la chiesa parrocchiale, che era stata costruita in solide muratura, mentre invece tutte le case, che devono essere tante, a giudicare un pochino anche dall'intrico viario che ancora si riesce a capire tra i recinti degli attuali appezzamenti di terreno, che sono campi coltivati, doveva essere abbastanza esteso. Tutte le pietre con cui erano costruiti i muri di queste case sono stati riutilizzati per fare i muretti a secco che delimitano le varie proprietà agricole. Quindi adesso spetta all'archeologo andare là in qualche pezzo di terreno non coltivato e provare a fare degli scavi per vedere se sotto almeno le fondamenta di queste case sono rimaste leggibili e fruibili. Come vi ripeto, questa è una semplice anticipazione di un progetto più complesso, che alla fine vedrà 36 forme ceramiche esposte in mostra. Vedete, infatti le vetrine sono double pass, quindi le vetrine adesso sono messe ad emiciclo, ma nell'assetto definitivo saranno messe una dietro l'altra in fila, e quindi il percorso si farà proprio girando attorno a queste vetrine. Sulle pareti saranno esposti vari pannelli come questi che vedete qui per la mostra Turcos e Moors, dove si spiegheranno tutte le cose che più o meno vi ho detto adesso, quindi un pochino l'inquadramento cronologico, le tecnologie che venivano usate per produrre queste ceramiche. Io sono molto curioso adesso di vedere come il nostro caro amico Arnaldo se la caverà con la riproposizione di un vasellame, di un tipo di decorazione che i maiolicari italiani non riuscirono mai a riprodurre, cioè era un'invenzione dei vasai spagnoli che la ereditarono dalla tradizione islamica e che gli italiani non riuscirono mai a capire come si facesse. È il cosiddetto lustro, cioè sono quelle maioliche, quei vasi che sono decorati con una pittura che sembra quasi fatta con la foglia d'oro. Sono dei risultati straordinari dal punto di vista estetico. Era una decorazione che si otteneva cuocendo addirittura 3 volte lo stesso vaso, però il risultato era straordinario, perché su questo fondo bianco si distribuiva questa decorazione bellissima, di solito motivi floreali, fatta proprio come se fosse stata dipinta con un inchiostro d'oro. Sei stato completo. Chi mi conosce sa che non ho un'ottima memoria, quindi mi devo segnare tutto e qualcosa me la dimentico, quindi chiedo. Non sempre. Voglio ringraziare alcune persone che hanno reso possibile materialmente quello che oggi avete potuto vedere. Non lo faccio mai. Giuseppe Tuveri, il nostro responsabile del servizio amministrativo. E poi 2 persone che stanno facendo un lavoro da diversi mesi nel nostro comune, che stanno facendo un lavoro completamente gratis e che stanno appunto facendo le tirocinanti, che sono Ilenia Ghiani e Dalila Pinelli. Sono persone che si stanno mettendo a disposizione della propria comunità con una passione incredibile, quindi le ringrazio davvero di cuore. Grazie a voi per essere.